Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Operazione Cerbero, decapitato il clan dei Cursoti milanesi, ordinanze per 21. Adescava online bambine anche di 9 e 10 anni, in manette un uomo di Viterbo. L'inchiesta partita dalla denuncia di alcuni genitori di Catania. Anziani immobilizzati a letto alla sedia a rotelle, umiliati e maltrattati, arrestati i responsabili di una casa di riposo di San Cataldo. L'incubo delle vacanze all'agenzia di viaggi sparisce nel nulla, i clienti dicono addio alla crociera, truffa da migliaia di euro. Enrico Foti è il nuovo rettore dell'Università di Catania, ha vinto su Verù, rimasto in gara dopo il ritiro di Nicotra e Baglio. Strage di Via D'Amelio, la procura di Caltanissetta cerca a casa di Giovanni Tinebra l'agenda rossa, ma non salta fuori. L'ex procuratore avrebbe fatto parte di una loggia massonica. Arriva Pluto, l'anticiclone che ci farà sudare, temperature roventi e afa dureranno fino al 10 luglio. A Catania primi bagni nei solarium, ma mancano alcuni ritocchi. Calcio, accoglienza caldissima per Pippo Inzaghi davanti a migliaia di tifosi rosanero. Prime mosse di calciomercato per Catania e Trapani. In apertura l'operazione Cerbero, i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno smantellato il clan dei Cursoti milanesi, 21 gli arresti. Tonino De Mana. Oltre 200 carabinieri del comando provinciale di Catania sono stati impegnati nell'operazione antimafia denominata Cerbero, mirata a smantellare il cosiddetto clan dei Cursoti milanesi, storicamente radicato nel capoluogo etneo. 21 le ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti esponenti appartenenti alla cosca. Il provvedimento emesso dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania ipotizza, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, estorsione, traffico di stupefacenti o psicotrope e detenzione e porto illegale di armi da sparo in concorso. Ai destinatari del provvedimento viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. L'operazione, eseguita con il supporto dei reparti specializzati dell'Arma, tra cui la compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, lo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e il nucleo elicotteri cinofili, è stata portata a termine a Catania e nelle province di Agrigento, Benevento, Cosenza, Enna, Lecce, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa e Voghera. Adescava online bambine anche di 9 e 10 anni. Un 44enne della provincia di Viterbo è stato arrestato dalla polizia postale con l'accusa di adescamento di minorenni e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Le indagini sono state avviate dopo le denunce di 2 coppie di genitori di Catania, le cui figlie erano state contattate su una chat da uno sconosciuto che era riuscito a coinvolgerle inviando loro foto e video dal contenuto sessualmente esplicito. Umiliavano e maltrattavano gli ospiti di una casa di riposo di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. In alcuni casi gli anziani più fragili sarebbero stati immobilizzati ai letti con mezzi di contenimento legati con cinghie o con nastro adesivo alle sedie a rotelle, impedendo loro qualunque tipo di movimento. 3 persone sono state arrestate per maltrattamenti e sequestro di persona e la struttura sottoposta a sequestro. E l'incubo delle vacanze, un'agenzia di viaggi di Catania sparita nel nulla, scomparsi gli anticipi, prenotazione per le crociere annullate e migliaia di euro dei clienti finiti in fumo. Luca Ciliberti. Io avevo versato 2.800 euro e loro avevano dato a MSC solo 400 euro. 2.800 euro, noi venivamo ogni mese a portare la quota quando poi all'improvviso abbiamo trovato tutto chiuso. Abbiamo versato un acconto di 3.200 euro presso l'agenzia Axel Travel, presso il centro Sicilia. Ci siamo recati per saldare l'intero importo presso le Ginestre, il centro commerciale, ma purtroppo l'agenzia era chiusa. Decine di migliaia di euro sparite nel nulla, volatilizzati. Un'agenzia di viaggi piuttosto nota tra gli addetti ai lavori per numero di transazioni e prenotazioni chiusa da un giorno all'altro senza alcun preavviso e titolari irrintracciabili. Lei è la titolare di questa agenzia viaggi? No. Ma a noi ci risulta che lei è la titolare di questa agenzia viaggi? No, perché l'agenzia non c'è più e io non sono la titolare, c'era una società dietro.
E infine una ventina di clienti che hanno tutti denunciato, almeno quelli che si conoscono al momento, che alla vigilia della partenza della loro crociera si sono ritrovati senza biglietti e con le loro prenotazioni annullate. Quando noi siamo andati proprio per portare il saldo abbiamo trovato chiuso. È stato MSC a chiamarci a dire non fate nulla, non portate soldi più a nessuno, perché in realtà le vostre quote, nel mio caso 2.800 euro, non sono state versate. Abbiamo contattato il fondo di garanzia, perché è presente nel contratto che abbiamo stipulato presso l'agenzia, e purtroppo siamo venuti a conoscenza che l'agenzia era inadempiente da diverso tempo. In una nota che ci ha inviato il centro commerciale di Tremestieri Etneo si legge che la società titolare dell'attività si è resa morosa di 5 canoni di locazione oltre che alle relative spese di struttura. Fino a marzo però titolari e dipendenti, secondo quanto testimoniato dalle stesse vittime, hanno continuato a incassare gli acconti dei clienti ignari di ciò che stava accadendo. L'Università di Catania ha il suo nuovo rettore, è il professore Enrico Foti. È stato lui a spuntarla su Francesco Verù, unico rivale rimasto in gara dopo il ritiro di Ida Nicotra e Salvatore Baglio. Foti, che già in passato aveva tentato la corsa al rettorato, a spoglio ancora non ultimato, aveva già raggiunto il quorum previsto. Un 17enne, Gabriele Cavò, ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale in via Cicale a Messina, incidente che ha coinvolto il suo scooter e una Smart sulla quale viaggiava una coppia di giovani. Dopo il violento impatto i due mezzi sono finiti sul marciapiede e su un'auto parcheggiata. Il 17enne è deceduto mentre veniva trasferito in ospedale. E adesso vi raccontiamo la storia di Maurizio Di Stefano, un ex libraio catanese che aveva denunciato il pizzo e ottenuto un risarcimento dallo Stato che adesso però deve restituire. Sentiamo Desiree Ferlito. Ha denunciato Maurizio Di Stefano con coraggio, sfidando la mafia, sfidando i suoi estorsori, ma a distanza di 15 anni raccogliamo il suo sfogo amaro, amarissimo. Io dal 2014, da quando è iniziata questa avventura, dal 2010, non mi ricordo più, sono passati 15 anni, sono stanco, punto. Era stato costretto a chiudere la libreria in centro a Catania dopo le ennesime intimidazioni subite. Maturò la convinzione che non c'erano più le condizioni per lavorare serenamente. Io ho avuto anche per un periodo determinato della scorta, avevo deciso assolutamente di cambiare aria e di rifarmi tutto da capo. Andato via dalla Sicilia e ripartita a Bologna, con un'avventura imprenditoriale completamente diversa, ma legata alla sua terra d'origine, un ristorante di cucina con specialità siciliane, Liccu. Ha potuto, dopo una lunga istruttoria, farlo grazie anche ai soldi ricevuti dal Fondo per la solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e usura, 150.000 euro. Il beneficio economico che gli era stato inizialmente concesso gli è stato revocato e ha ricevuto una cartella esattoriale dall'Agenzia delle Entrate che gli chiede la restituzione dell'intera cifra. Ma cosa le dovevi restituire? I frigoriferi, la macchina del caffè, l'abbattitore. I procedimenti penali aperti a Catania dalle sue denunce sono andati avanti, ma solo per il reato di usura aggravata, mentre le ipotesi di estorsione inizialmente formulate dalla procura sono state archiviate. Ecco il motivo, che suona come un paradosso. Ho gestito questa cosa, ho gestito il trasferimento a Bologna, ho gestito il trasferimento dei miei familiari e tutto, oggi mi ritrovo con un pugno di mosca in mano. Di Stefano ha impugnato la cartella esattoriale e attende l'udienza nel 2026. Ritengo di essere stato tradito assolutamente, perché io come dovrei restituire 155.000 euro. Come? La strage di via D'Amelio, la procura di Caltanissetta ha cercato a casa di Tinebra la famosa agenda rossa di Borsellino, ma non è saltata fuori. Orazio Longo. L'agenda rossa di Paolo Borsellino potrebbe essere arrivata al giudice Tinebra per poi sparire. Questo è quanto sta cercando di verificare la procura di Caltanissetta guidata da Salvatore De Luca, che ha autorizzato i carabinieri del ROS a eseguire 3 perquisizioni all'interno di luoghi riconducibili all'ex procuratore nelle province di Caltanissetta e Catania. L'agenda non è stata ritrovata neppure in una cassetta di sicurezza di una banca utilizzata dall'ex magistrato, ma lo scenario investigativo rimane importante. Tinebra, scomparso 8 anni fa, fu al vertice delle indagini immediatamente successive
successive alla strage di Via D'Amelio, in un appunto che è privo di sottoscrizione per ricevuta, datato 20 luglio 1992, cioè il giorno dopo la strage, Arnaldo La Barbera, allora capo della Mobile di Palermo, scrive che alle ore 12 viene consegnato al dottor Tinebra uno scatolo in cartone contenente una borsa in pelle e un'agenda appartenenti al giudice Borsellino. Ora, anche se non è possibile verificare che la consegna sia realmente avvenuta e che l'agenda fosse effettivamente l'agenda rossa, per la procura c'è tanto di cui investigare, capire se l'agenda è finita davvero nelle mani di Tinebra o è La Barbera che avrebbe avuto tutto il tempo di prelevarla, ma c'è di più. Secondo intercettazioni della procura di Napoli, Tinebra avrebbe fatto parte, scrive De Luca, di una loggia massonica coperta a Nicosia nell'Ennese, dove era stato per diversi anni procuratore della Repubblica. Preeminenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino, che già nel 98 aveva parlato della nascita del cosiddetto Terzo Oriente sulle ceneri della P2. Salvatore Spinello, massone, in una conversazione telefonica, parlando delle logge siciliane, sottolineava la presenza al suo interno di un personaggio estremamente in auge. Tinebra è dei nostri, avrebbe sentenziato. Adesso sarà la procura a dover dipanare ogni dubbio. E sempre a proposito di misteri, oggi è l'anniversario della strage di Ustica. La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato, scrive in una nota il Capo dello Stato, ed è stata una tragedia tra le più oscure e laceranti che hanno colpito il nostro Paese. La Repubblica non abbandona la ricerca della verità e sollecita la collaborazione di tutti coloro che anche tra i paesi amici possono aiutarci a rispondere al bisogno di giustizia che non si dissolve negli anni perché è parte del tessuto stesso della democrazia. Così scrive Sergio Mattarella. Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'arrivo di Pluto, un anticiclone che porterà un'eccezionale ondata di caldo, anzi l'ha già portata perché già da oggi Catania e Palermo hanno il bollino arancione. Tonino De Mano. L'estate entra nel vivo con un'impennata di caldo che travolge l'Italia da nord a sud, isole comprese. Bollino rosso domani in 13 città. Anche la Sicilia, Catania e Palermo in arancione, farà i conti con temperature elevate ed un rischio crescente per la salute pubblica. Situazione leggermente migliore a Messina con l'assegnazione del bollino giallo che segnala un alert di livello inferiore, ma non da sottovalutare. L'anticiclone africano Pluto porterà una canicola record sul bel paese e l'umidità alle stelle rischierà di causare forti temporali, specie al nord. Anche in Sicilia l'alto tasso di umidità renderà ancora più torride le temperature, così che la calura sarà insopportabile anche di notte. Si tratta appunto di una bolla d'aria calda che dai deserti del Sahara sale verso l'Europa meridionale. Ecco qui questa mappa mostra proprio quel colore rosso che abbraccia tutto il sud Europa. Quello rappresenta l'anomalia di temperatura della massa d'aria a circa 5.000 metri di quota, quindi a quote molto elevate, e ci indica che quella che sta per arrivare è una massa d'aria molto calda. Il grande caldo insisterà anche a luglio ad oltranza. Questo anticiclone ci farà compagnia per molto tempo, sicuramente da qui fino alla parte finale della prima decade di luglio, quindi intendo da qui fino al 9-10 luglio. Il Ministero della Salute sottolinea che l'ondata di calore può avere ripercussioni anche su persone sane e attive, oltre che su anziani, bambini e per chi soffre di patologie croniche. E chi può ne approfitta per fare un bagno anche in città e a Spampinato è andato a vedere la situazione dei solarium. Finalmente è il primo giorno di mare. Ha preso il lettino fronte mare? Sì. Certo, almeno godo la vista del mare. I lavori sono ancora in corso, mancano le ultime rifiniture su tutta la struttura, ma l'estate è ormai entrata nel vivo e non si poteva indugiare oltre. Apre al pubblico il solarium del Nautico al lungomare di Catania con tutti i servizi attivi, doccia, bar, spogliatoi e servizi igienici. Ci stiamo rilassando finalmente, che questo solarium hanno portato molto ritardo e un po' questo ci ha penalizzato, no? E siamo contenti, tranquilli. Già dalle prime ore del mattino il sole è bollente, quindi urge un bagno a mare, ma subito arriva il problema, le scalette. Ho fatto il primo bagno in questa struttura e ho visto che mancano dei gradini per poter scendere, tutte e 3 scalette, dove ce ne mancano 2, dove ce ne mancano 3, perché le persone anziane
come fanno a salire? Si possono tuffare. Il pubblico spera di far arrivare questi suggerimenti all'assessore di competenza per migliorare l'accessibilità in acqua e soprattutto agevolarne l'uscita. È una bella giornata, sono qui al servizio, sempre pronto per qualsiasi esigenza a intervenire. Ecco. Capitolo Playa, aperte le spiagge libere numero 1 e 3, nei prossimi giorni aprirà ai battenti anche la numero 2, solo a quel punto l'estate catanese potrà decollare. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può avere moltissime applicazioni, in particolare nella sanità. Se ne è parlato in un forum a Siracusa, tra gli ospiti anche Albano Carrisi. Francesco Aloi. Intelligenza artificiale e sanità, due mondi apparentemente lontani, che poi così lontani non sono. L'IA, se usata bene, può rappresentare una grande mano d'aiuto. La pensa così anche il ministro della Salute Schillaci a Siracusa per il Forum Nazionale della FIASO. È un valore aggiunto, non possiamo perdere questa occasione, dobbiamo però renderci conto che dietro l'intelligenza artificiale ci deve essere sempre l'intelligenza umana. Secondo uno studio della Stanford University, quello sanitario è uno dei settori su cui l'intelligenza artificiale avrà un impatto rilevante, quando la tecnologia aiuta l'uomo, senza prenderne il posto. Io credo che può essere uno strumento utile anche per avere una sanità con meno differenze tra regione e regione, lasciatemelo dire, con la possibilità di migliorare l'accesso alle cure. Penso anche alle liste d'attesa, l'intelligenza artificiale può servire. All'inaugurazione della 3 giorni al Museo Paolo Orsi c'è anche Albano. Se io penso a questo affare qua, che è riuscito in un botto ad ammazzare milioni di musicisti e anche di cantanti, qua in 4 minuti lui ti sforna una canzone secondo le tue richieste ed è perfetto il prodotto che ti dà. Sarà per tutte le cose così? Non lo so, vediamo. 3 giorni per discutere di intelligenza artificiale, per capire cosa è stato fatto e cosa c'è ancora da fare, ma anche per presentare l'osservatorio della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. L'osservatorio di FIASO sull'intelligenza artificiale è un'iniziativa unica in ambito nazionale, ci serve per validare soluzioni a servizio dei nostri pazienti. E a Siracusa c'era anche il presidente della regione Renato Schifani, interpellato sul centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, non si è però sbilanciato. Francesco Triolo. Il nostro obiettivo è quello di salvarlo, certo, allora avremmo fallito la missione. Una cosa che nessuno vuole. Torna a parlare del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina il presidente della regione Renato Schifani. Lo fa a margine del forum organizzato dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere che si è tenuto a Siracusa. Noi stiamo lavorando con il nostro costume in silenzio, senza fare annunzi e propagande, perché il tema è estremamente delicato. L'ho sempre detto, abbiamo una norma nazionale, il decreto Balduzzi, che fissa in 15 unità cardiochirurgiche per 5 milioni di abitanti e noi abbiamo 5 milioni di abitanti, ma questo stato di cose lascia la presenza di 24-25 posti letto. Stiamo lavorando in silenzio per trovare una soluzione, ci credo, sono fortemente fiducioso naturalmente perché l'impegno è massimo, ho garantito questo ai genitori, agli abitanti, un po' gli ex genitori dei pazienti della cardiochirurgia quando li ho incontrati un anno or solo. Il faccia a faccia con il ministro della Salute Orazio Schillaci è stato propedeutico ad un incontro definito tecnico con i dirigenti del Ministero e della Regione che si terrà a luglio per arrivare ad una definizione della vicenda. E intanto sulle numerose ipotesi che in questi giorni continuano a susseguirsi, il Comitato dei genitori dei pazienti del CCPM ribadisce che la priorità resta il mantenimento del centro di eccellenza internazionale esattamente dove si trova attualmente. Nell'eventualità che ritengono remota in cui ciò non fosse possibile, sottolineano che qualsiasi decisione sul futuro del centro e quindi sulla salute di migliaia di bambini dovrà necessariamente seguire le indicazioni dei medici. Proprio questi ultimi, a seguito di alcuni sopralluoghi, avrebbero già evidenziato come alcune strutture proposte non rispondano ai parametri e agli standard qualitativi del CCPM. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva e per la presentazione di Pippo Inzaghi.
Siamo alla pagina sportiva, emozionato ed eccitato lui, entusiasti, tifosi e società. A Palermo è arrivato Pippo Inzaghi. Sentiamo Marco Gullà. Oltre 2000 persone al Barbera per accogliere Pippo Inzaghi, il nuovo allenatore del Palermo. Un'accoglienza caldissima, in linea con il meteo. E questa mattina le parole del neoallenatore, visibilmente emozionato mentre ringrazia anche la sua ex società, il Pisa. Accanto c'è il DS Carlo Osti. Sono emozionato perché parlare di Pisa per me è speciale. Scusatemi, ma siamo umani. E dopo, quando è arrivato il Palermo, mi si è riacceso subito l'entusiasmo che spero mi contraddistingua. Quello che è successo ieri è qualcosa che non mi ha fatto dormire stanotte, devo essere sincero, inaspettato, immeritato. L'ex attaccante di Juve e Milan, tra le altre, ha parlato della grande responsabilità che sente nei confronti della città e dei tifosi. Vuole riportare il Palermo dove merita, attraverso sacrificio, spirito di squadra e lavoro quotidiano. Però sicuramente mi dà una carica incredibile per cercare di far tornare questa città, questo popolo, dove è sempre stato, dove merita di stare. Ho una grande responsabilità nei confronti di questi dirigenti che mi hanno voluto a tutti i costi, che mi hanno fatto sentire molto importante e che si aspettano tanto da me e il mio staff, ma io quello che posso assicurare è che daremo tutto noi stessi per rendere la società, in primis i tifosi, orgogliosi di noi. E parliamo invece adesso di calciomercato con Francesco Triolo. Una squadra costruita ad immagine e somiglianza di Mimmo Toscano, il vestito che il direttore generale Alessandro Zarban ha confezionato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza rossaazzurra, e che conferma come il tecnico, il direttore sportivo Ivano Pastore lavoreranno a stretto gomito sui profili da inserire. Un lavoro innanzitutto di sfoltimento della rosa, che in questo momento è extra large e che dovrà portare alla vigilia della partenza per il ritiro di Norcia ad avere elementi giusti per lavorare al meglio. Il colpo, tendenzialmente non si cerca il colpo effetto, poi magari lo diventa dopo, quello che magari tu hai preso come un calciatore che non ha effetto, poi invece lo diventa perché in quel contesto funziona particolarmente bene. Se facciamo il colpo delle figurine è più difficile. Questa è la filosofia. I nomi più gettonati sono quelli, intanto, che ci sono in rosa. Con Inglese si sta discutendo il rinnovo del contratto, al ritorno dalle vacanze si farà il punto. Poi c'è Ciccerelli, che ha un altro anno di contratto e quindi potrebbe anche rimanere. Bisognerà valutare invece le eventuali offerte per Castellini. Al Trapani i primi nomi in entrata li ha ufficializzati proprio il presidente Antonini sui social. Il centrocampista Giovanni Di Noia, uno dei pilastri dell'Entella che ha vinto dominando il girone B di Serie C, e l'attaccante Francesco Gandolfo, reduce dall'esperienza al Monopoli. Inoltre arriverà anche il 18enne Francesco Podrini, preso dalla D, sul quale c'erano società di Serie B. Finisce qui questa edizione, vi lascio adesso alla rassegna stampa condotta oggi da Emanuela Corsi. L'informazione torna come sempre alle 14. A tutti una buona giornata.